In apertura Vicenza Oro, la fiera ha visto la partecipazione di espositori e clienti provenienti da tutto il mondo. Soddisfatte le quasi 50 aziende socie Confartigianato Imprese Vicenza presenti all'evento. A raccontarci com'è andata il presidente del sistema oreficeria e gioielleria di Confartigianato Imprese Vicenza e Veneto, Piero Marangon. Volge al termine anche questa prima edizione del 2023 della Fiera di Vicenza, che in qualche maniera segna la fine del periodo di riavvicinamento alla normalità. Siamo tornati con gli stand personalizzati come eravamo abituati fino al 2019, anche i mercati sembrano veramente essersi risvegliati. Già nell'anno scorso, nella coda del 2021-2022, avevamo notato una ripresa significativa, tant'è che già il 2022 è terminato con un segno positivo a doppia cifra sul 2019, che rappresenta il nostro benchmark rispetto ai fatturati appunto dell'ante pandemia. Il 2023 con questa edizione segna una continuità, una conferma rispetto all'andamento del mercato del 2022 e soprattutto segna un ritorno alla Fiera di Vicenza di mercati importanti come il mercato cinese, che per motivi pandemici era stato assente, e devo dire una complessiva ripresa di tutti i mercati internazionali. Per quanto riguarda i trend, mi sembra che vi sia una conferma sull'oro, che esprime ancora una leadership in termini di ordini e quindi di capacità di fare fatturati e garantire occupazione delle maestranze nelle nostre aziende. Una considerazione la voglio fare anche sul mercato italiano, che sembra essere la cenerentola dei mercati, ma che invece conferma i trend. Ha mostrato una sua dinamicità, abbiamo avuto numerosi operatori visitare i nostri stand, mi riferisco anche a quelli dei miei colleghi, che tutti si sono espressi positivamente rispetto a questo andamento. L'impressione è stata positiva perché buyer anche da paesi tipo Stati Uniti, anche Cina e Hong Kong sono finalmente tornati a Vicenza, quindi questa è una nota positiva. Per quanto riguarda personalmente la mia azienda e il mio prodotto, devo dire che ho avuto dei buoni riscontri e la cosa positiva è che finalmente dopo tanto tempo ho avuto anche nuova clientela, non la mia clientela classica, ma anche nuova clientela, nuovi contatti anche da paesi che non servo al momento. La fiera è andata molto bene e la clientela è arrivata da tutto il mondo. Noi abbiamo presentato una linea importante di gioielli e scultura sul stile hip hop e rapper, per cui diciamo grande orgoglio e bene, insomma, procediamo così. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.